È ancora psicosi, meningite. L'ASP, azienda sanitaria provinciale di Agrigento, è ancora presa d'assalto, giovani e non che chiedono di essere vaccinati. Un effetto boomerang che cresce esponenzialmente con le notizie di nuovi casi di contagio, peggio ancora nei casi di decesso. Obiettivo dell'assessorato regionale alla salute è vaccinare il 75% della popolazione. In provincia nel 2016 hanno richiesto ed ottenuto il vaccino ben 16.000 persone. Nel 2015 erano solo 1.000 le dosi somministrate. L'eccessiva richiesta aveva fatto sì che l'azienda nelle festività di fine anno restasse anche senza scorte. Il vaccino è gratuito entro i 30 anni per il personale sanitario e per chi deve andare in Toscana. Contraria alla vaccinazione è invece il Comilva. Il Comilva è un'associazione a livello nazionale che si occupa per la libertà di scelta, da quasi 30 anni si batte per la libertà di scelta per quanto riguarda il discorso sulle vaccinazioni. Partecipa comunque anche a ricerche scientifiche e soprattutto lotta anche per far avere alle famiglie dei danneggiati il giusto riconoscimento e risarcimento per i danni da vaccino. Se noi andiamo a vedere l'andamento nazionale, ma anche quello siciliano, io ho qua le tabelle del 2015, ma in rapporto anche agli altri anni, la percentuale di copertura è sempre rimasta invariata, intorno al 92% per quanto riguarda le vaccinazioni obbligatorie e intorno al 70-80% per quanto riguarda le vaccinazioni facoltative. Se andiamo a prendere comunque i dati di incidenza delle malattie infettive, non ci sono queste grandi epidemie o questi casi di morti o ritorno di malattie debellate che loro vanno comunque a dichiarare. Se poi mettiamo che i genitori sono costretti a vaccinare per quanto riguarda l'obbligatorietà, prendere quindi l'esavalente perché non ci sono i vaccini singoli, quindi anziché i 4 obbligatori si trovano anche a fare le 2 dosi facoltative consigliate, e qua ce n'è da mettere di carne al fuoco. È impensabile che un bambino possa essere considerato un tore quando gli insegnanti, tutto il personale addetto, ma anche noi adulti e i nonni che accompagnano i bambini alla scuola potrebbero essere portatori di epidemie. Si dovrebbe fare comunque una valutazione, uno studio su quante persone sono state vaccinate e quante persone siano state realmente immunizzate.